Invece, governatore Riccardi, da Sochieve parte il test come si era stato deciso nei giorni scorsi per le mini zone rosse in Friuli Venezia Giulia. Come è stato organizzato il lavoro e come sta andando la fase di tamponamento? Beh, c'è un lavoro congiunto che parte dalla collaborazione delle strutture della regione, quindi la sanità e la protezione civile con l'amministrazione comunale. Quindi io voglio ringraziare il sindaco perché bisogna trovare i luoghi nel fare queste operazioni che devono essere adeguati. Poi c'è naturalmente l'organizzazione relativa ad avvisare le persone col sistema di protezione civile locale, quindi anche qui vanno ringraziati i volontari. E dopo c'è tutta l'attività di natura sanitaria con l'operazione del tamponamento, il suo esito, il caricamento dei dati, l'espertazione dell'esito e la comunicazione al cittadino interessato, quindi un'operazione complessa. Ecco, esattamente, poi questo è un passaggio fondamentale perché il tracciamento era uno degli aspetti critici. In questo modo si cerca di superare questa difficoltà perché con i test si riesce a ricapire anche velocemente, perché quello che viene utilizzato è un test rapido. Sì, il problema è isolare i contatti, nel caso di positività confermata al molecolare, isolare i contatti e quindi cercare di contenere quello che è l'aumento del contagio. Ecco, su Kiev e poi gli altri comuni, da qui in poi pensate di allargare questo tipo di screening o resteranno ristrette alle zone che avevate già deciso? Beh, le zone riguardano gli aspetti dell'intensità del contagio, dove vedremo valori elevati di contagio. È chiaro che se questa operazione che qui stiamo testando e avviando e proseguiremo con i comuni che abbiamo già individuato funzionerà, è chiaro che la direzione è questa.